sono tante considerazioni da fare, anche sentita la relazione del collega Bolzonello, perché poi si parlava anche del rilancio impresa 2015, dell'astensione anche del nostro gruppo a quel provvedimento. Allora, diciamo che parto da lì per poi ricollegarmi un po' su tutto quanto, perché credo che sia importante anche ricordare alcuni aspetti. Quella legge, e ovviamente il collega Bolzonello lo sa benissimo, è sempre stata da noi difesa, è sempre stata da noi anche apprezzata, anche nei lavori. Abbiamo sempre detto che delle 3 riforme del centro-sinistra, riforma della sanità, riforma degli enti locali e rilancio impresa, sarebbe stata la migliore, soprattutto perché prima della riforma c'è stata l'interlocuzione con le forze politiche, perché lei ci aveva convocati tutti 6 mesi prima per dirci quello che avrebbe portato in aula. Questo gliel'abbiamo sempre riconosciuto e ovviamente i risultati di quella riforma, io dico probabilmente, ma insomma sono anche frutto di questa modalità di condivisione e di collaborazione e anche di volontà di accogliere quelle che poi sono state le istanze. Se si ricorda, collega, poi in aula è successo qualcosa di diverso, perché c'era stato il niet da parte di qualcuno, non credo di lei, di non accogliere neanche un nostro emendamento, di non valutarli neanche nel merito. C'era stato questo niet. Voi l'avete rispettato. No, vabbè, no, era per ricordare, perché sennò quella legge noi, le dico, probabilmente l'avremmo anche votata a favore, sebbene contenesse alcuni elementi di criticità. No, ma era giusto, perché se mi tira. Ma questo per dire che ovviamente quando si tratta di economia, è stato detto anche ieri, sarebbe giusto mantenere, le diversità meramente partitiche a parte rispetto a quello che è il dibattito, cercare di aiutare le nostre imprese è interesse di tutti, farlo verso uno sviluppo sostenibile e verso quella che viene definita economia circolare non solo è interesse di tutti, ma è anche un compito ovviamente nostro, che ci viene non solo chiesto dall'Europa, come siamo purtroppo soliti sentire in molti campi, ma in questo caso ovviamente sono cose importanti su cui è giusto puntare, ed è giusto che questo disegno di legge ovviamente ne parli in maniera esplicita, a differenza anche di quello che era il DDL 80, perché il DDL 80 prevedeva disposizioni per lo sviluppo del settore manifatturiero, per la riqualificazione dell'offerta turistica e commerciale, la riforma dell'accesso al credito, mentre qui adesso noi stiamo discutendo disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso un'economia del Friuli Venezia Giulia. Quindi già dal titolo c'è un richiamo a quelle che sono tematiche comunque importanti, spesso richieste anche dalle associazioni di categoria e dalle nostre imprese, tematiche come modernizzazione, digitalizzazione e non solo, ovviamente quelle legate anche all'export, sono sicuramente punti su cui dobbiamo sostenere il nostro settore produttivo se vogliamo affrontare veramente una crescita o una ricrescita, visto quello che è successo nel corso dell'ultimo anno. Anche perché le relazioni che noi abbiamo presentato durante la semi-discussione che abbiamo tenuto sul DDL 80, poi fermata per ovvi motivi dovuti alla pandemia, erano state presentate prima del verificarsi dei primi contagi nella nostra regione. Siamo venuti in aula quei giorni dicendo: signori, da oggi tutto è cambiato, e quindi anche il DDL 80 doveva evidentemente cambiare. Noi proprio con questo spirito abbiamo affrontato sia il DDL 80 che anche il DDL 123, mantenendo uno spirito di collaborazione costruttiva, cercando ovviamente di portare le nostre istanze volte non solo a migliorare quello che è il testo della Giunta, e su cui magari poi affronteremo anche le criticità o diremo quali sono i punti che ci hanno visto perplessi nel momento
in cui è stato depositato, anche nella discussione in commissione che c'è stata. Apro e chiudo parentesi, ovviamente ringrazio anch'io tutto l'assessorato e tutti gli uffici che hanno lavorato e stanno lavorando e che lavoreranno anche nelle prossime ore, visti i 220 emendamenti circa che sono stati presentati a questo disegno di legge. Emendamenti che secondo me denotano sia la necessità di intervenire in alcuni articoli, sia la voglia di proporre anche istanze importanti, ma devo dire la verità, anche la volontà da parte della maggioranza e dell'assessore di ascoltare anche quelle che sono state alcune proposte che, come detto, già sono all'interno dell'articolato in alcuni casi, in altri ovviamente vedremo da qui alla fine della norma cosa succederà, sperando che non abbiano lo stesso destino di quello che abbiamo fatto nel 2015. Penso. Qui su questo testo, entrando nel merito, Assessore, io le dico la verità, Rilancio Impresa non parlava di commercio, il commercio era a parte, si era fatto un lavoro completamente diverso con altri provvedimenti poi successivi, mi pare nel 2016 avevamo affrontato con 2 disegni di legge l'aspetto del commercio, parlavamo più che altro di manifatturiero, quindi industria e artigianato, i nostri consorzi, anche lì ovviamente c'era l'accesso al credito, ma insomma non si parlava di commercio. In questo disegno di legge noi tante volte interveniamo, parto dal commercio perché è la prima delle tematiche, al secondo capo praticamente si inizia subito da lì, interveniamo aggiungendo delle norme a quelle che ci sono già, senza avere il coraggio di inserirle in quello che è il testo unico, anche come potremmo definirlo, del commercio, che è la 29 del 2005, con alcuni rischi legati anche alla problematica dei richiami che non sono sempre scontati e sono presenti anche in questa legge, dove noi qui aggiungiamo anche ulteriori parametri a volte, anche per la scrittura dei bandi, rispetto a quelli previsti in articolato della 29/2005 o come capita anche successivamente per il manifatturiero. Questo per dire che rischiamo di mantenere in piedi 2 o più provvedimenti diversi senza fare effettivamente o dare un quadro e una cornice, così come meriterebbe ogni singola materia. Su questo io l'avevo chiesto anche in commissione se ci sarà un successivo intervento anche dedicato al commercio e al turismo. Lei l'aveva annunciato un disegno di legge in tal senso. Immagino che ovviamente rimanga quell'intenzione, immagino che torneremo a dedicarci a commercio e turismo e quindi alcune delle norme presentate qui che entrano molto nel dettaglio della materia sarebbe stato auspicabile portarle in quella sede, fare un'interlocuzione lì con le associazioni di categoria, diciamo, dedicate e concentrarci nelle singole materie senza ovviamente chiedere in 5-10 minuti di commissione un loro parere su 90 articoli di legge. Ma questo, diciamo, era un nostro punto di vista. E sul discorso della semplificazione noi anche nella relazione ci siamo soffermati a lungo, partendo sempre dal ricordo di quello che è il Comitato Permanente alla Semplificazione previsto dalla legge 1/2020, che prima o poi tutti quanti noi speriamo di poter vedere anche materializzarsi nelle audizioni in commissione, per seguire quelle che sono le loro magari istanze e le loro richieste volte a semplificare l'amministrazione regionale. Noi magari nel merito dei singoli provvedimenti, come ad esempio i distretti del commercio, il fatto che possono essere considerati una sorta di centri commerciali naturali bis senza le attività artigianali, questa
è una cosa di cui magari discuteremo nelle prossime ore quando andremo a parlare dei singoli articoli, però sinceramente sono cose che diciamo non arriviamo a capire, anche perché in altre regioni le società dell'artigianato vengono e rientrano anche nei distretti del commercio, perché ci possono essere delle imprese artigianali che danno effettivamente un servizio anche ai centri storici, possono partecipare a quella rinascita che si auspica anche con l'avvento dei distretti del commercio, così come doveva essere con i centri commerciali naturali. Dico doveva perché quando facciamo questo tipo di interventi mi piacerebbe sempre vedere l'effettivo risultato di quegli interventi. Io ho chiesto anche alle associazioni di categoria di mandarci degli esempi sui distretti del commercio che in altre regioni sono già stati approvati ben prima di questa norma. Quegli esempi non sono arrivati. Io ho visto alcuni bandi, ovviamente, e anche alcuni annunci dove si diceva che arrivavano risorse destinate alle imprese che partecipano ad alcuni distretti del commercio. Andando a fare le verifiche, se arrivavano poco più di 500 euro a testa era già un miracolo, e quindi vedremo sicuramente cosa succederà in Friuli Venezia Giulia, e per quello ovviamente sarà bene fare una riflessione importante, anche ascoltando quelle che possono essere le istanze per questa disposizione. Sicuramente ci sono alcuni aspetti anche lì legati. Abbiamo preso ad esempio l'articolo 8, perché l'articolo 8, che è quello che dovrebbe prevedere dei contributi e degli incentivi anche a chi si insedia in negozi o comunque immobili commerciali rimasti chiusi per tanto tempo, o per chi ha avuto anche una riduzione del canone da parte dei proprietari. Se andiamo a leggere quell'articolo, io ci ho provato, sono 10 righe senza un punto, tutto in apnea. Allora, sinceramente, infatti l'assessore ci aveva rassicurato che sarebbe stato riscritto, abbiamo visto negli emendamenti che così effettivamente viene riscritto alla Giunta, perché proprio quello è il caso emblematico, glielo dico a lei Assessore, perché venendo ovviamente dal mondo dell'impresa, sono una di quelle cose che quando si è dall'altra parte della barricata fanno imbestialire, perché sono le cose che magari l'hanno spinta anche a scendere in politica contro quella che è la burocrazia e ovviamente tutti gli aspetti che nulla hanno a che fare con la semplicità di una norma che poi, come ha visto, si riesce a scrivere in maniera completamente diversa, ma come ha visto crea effettivamente problemi anche alle persone che poi sono venute in commissione e vi hanno spiegato che prendere alcuni parametri piuttosto che altri effettivamente crea difficoltà anche nella lettura e nel cercare di capire quant'è poi effettivamente il contributo che diamo agli stessi. C'era anche una modifica che noi avevamo già proposto con il DDL 80 circa l'entità della riduzione dell'affitto, perché nella norma si riprendeva ancora la disposizione del vecchio DDL dove si dice almeno 5% di riduzione e quindi prevediamo la contribuzione. Noi quella volta avevamo scritto almeno il 10, qualcuno ha proposto almeno il 20, vedo che c'è un punto di caduta su almeno il 15, quindi è ovvio che queste cose dimostrano quello che dicevo prima, che c'è volontà di ascolto e c'è volontà non solo di fare polemiche strumentali, perché qua di strumentale e di polemico non c'è niente se non cercare di dare un contributo fattivo a tutto il dibattito. Per quanto riguarda il turismo, io ho provato, siccome c'era questa innovazione del consorzio unitario e non più unico, a fare un minimo di riordino in quello che è il settore, l'abbiamo scritto anche nella relazione, ma poi si poteva ovviamente andare anche avanti, proprio perché ovviamente quando abbiamo a che fare con il turismo di fatto abbiamo un obiettivo, che è quello di attrarre turisti in Friuli Venezia Giulia.
E se voi, ovviamente, voi lo conoscete chiaramente meglio di me, ma in questo momento noi abbiamo, oltre all'assessorato dedicato alla materia, c'è il servizio del turismo in seno alla direzione attività produttive, abbiamo Promoturismo FVG, c'era il cluster della cultura, creatività e turismo, cioè che non c'era, però era previsto e di fatto adesso lo superiamo. C'è il cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia, perché comunque l'agroalimentare, quando si ha a che fare anche col turismo e l'attrattività, ha un suo ruolo importante. Si crea il nuovo cluster del turismo. Abbiamo l'istituzione del consorzio unitario. Ci sono i consorzi di cui abbiamo discusso anche ieri, solo per la parte montana, ma ci sono anche quelli ovviamente dedicati, come si diceva prima, al mare, alle città. Ci sono le reti di impresa turistica, perché ieri le abbiamo inserite nel DDL 121, ma ovviamente ci sono anche quelle. C'era un esempio di rete di impresa turistica già avviata 5 anni fa, che ha preso anche contributi regionali, e quindi anche qui sarebbe da capire magari un po' meglio, fare un riordino su tutta la materia, capire chi dà le linee guida e chi fa il braccio operativo di quello che viene identificato dalla parte politica, perché altrimenti abbiamo tutta una serie di attori che non si capisce se stanno facendo tutti la stessa cosa, se stanno facendo diciamo cose diverse, e quindi ci si chiede poi sulla loro natura se sia il caso di andare avanti o meno, così come avete anche cercato di fare voi con la proposta di consorzio unico della montagna, una proposta che anche questa era già stata avanzata anche dalla precedente legislatura, che aveva avuto ovviamente forti, diciamo così, ostacoli alla sua realizzazione, per cui siamo ancora qui che ne parliamo. Bene il bonus Tourist FVG, noi l'abbiamo detto, io però, Assessore, non vorrei che lo stesso, e qui le faccio magari diciamo un appello diretto, venga snaturato rispetto a quello che è il diciamo, principio iniziale. Perché ovviamente già il fatto che noi andiamo ad aiutare aziende che lavorano sicuramente nel settore del turismo e che hanno una loro capacità comunque di attrarre clienti, perché se c'è qualcuno che vuole andare in quelle strutture, evidentemente hanno una loro capacità di farlo, e noi di fatto stiamo incentivando questo tipo di attività. Però poi ho visto anche gli emendamenti, ho visto anche le richieste che ci sono state da parte delle associazioni di categoria di allargare anche quello che è il perimetro individuato dalla Giunta per i vari diciamo, alberghi, tanto per intenderci, uscire di metafora, anche ad altri territori. Si parla dei capoluoghi dei comuni delle ex province, si parla delle città UNESCO, che magari potrebbe avere anche un suo senso. Qualcuno fra poco chiederà anche il voucher Tourist FVG d'estate, quindi anche al mare. Però essendo le risorse comunque abbastanza diciamo limitate, io sarei più per mantenere la originale proposta che avete presentato, che non ulteriori modifiche. Faccio anche qui un piccolo inciso, che magari noi ci riproveremo anche nel corso del dibattito a riproporre il discorso dei circuiti di compensazione, chiamiamole monete complementari, chiamiamole scambi tra aziende e cittadini, come preferite, però attuare con questa modalità quel tipo di scambio tra cittadini e imprese potrebbe avere tutta un'altra valenza e ci permetterebbe di non mobilizzare un euro per dare un effettivo respiro alle imprese. Questo l'abbiamo sostenuto già in Commissione, ovviamente magari quando arriveremo anche alla discussione del nostro emendamento potremo ripeterci e riaffrontarlo. C'è un discorso legato ai vincoli dei contributi, io l'ho sollevato anche in Commissione, qualcuno l'ha sollevato solo per quanto riguarda
gli immobili destinati alla locazione turistica, quindi diciamo ricettiva, ci sono delle incongruenze, perché noi ai privati che riqualificano un immobile da destinare, diciamo, ad uso turistico chiediamo un impegno, un vincolo di 8 anni. A un'impresa che fa un investimento anche nel settore turistico e che è una PMI, e noi sappiamo che PMI non vuol dire microimpresa, ma vuol dire anche imprese grandi, sostenute, che prenderà un qualsiasi contributo presente in questo disegno di legge, avrà un vincolo di 3 anni. Allora, al privato 8, all'impresa 3. Una riflessione su questo credo che comunque vada in qualche modo fatta. Devo dire la verità, mi sa che l'avete fatta perché avete presentato anche voi una norma che specifica un po' meglio quella che è l'intenzione ovviamente della Giunta, quindi probabilmente è stato anche importante sollevare questo tema in Commissione. Però sicuramente, addirittura qualcuno ovviamente giustamente vuole che gli 8 anni per i privati vengano portati a 10, così come poi avveniva anche per l'albergo diffuso, quindi si amplia ancora di più ovviamente il divario poi per quanto riguarda gli altri contributi che diamo. Ovviamente sul discorso contributi e risorse si è già detto bene il fatto che dagli 8 milioni iniziali si passi a 54, poi effettivamente previsti nel disegno di legge. Rimangono i 44 canali che noi in qualche modo andiamo a incentivare, perché ovviamente laddove diciamo che diamo soldi per riqualificare le case ad uso turistico, diamo soldi per l'innovazione, diamo soldi per la ricerca e sviluppo, diamo soldi per i vari progetti che sono previsti dal DDL, arriviamo a 44 canali diversi. Ora, spalmati in 3 anni, quei 51 milioni effettivamente vengono polverizzati abbastanza. Ed è questa una delle preoccupazioni, perché è vero che noi potremmo utilizzare anche risorse economiche provenienti dai fondi europei e quindi potremmo avere già dei canali pronti con cui rimpinguare queste risorse, ma se ci dovremmo basare su leggi di stabilità o assestamenti di bilancio futuri, alcune ovviamente preoccupazioni su quelle che potranno essere le risorse economiche della nostra regione ci sono e su questo anche ovviamente chiediamo che venga fatta una riflessione. C'è un capitolo, un articolo del rilancio impresa su cui probabilmente abbiamo discusso poco anche in Commissione, è quello diciamo dei worker buyout. Ho visto che mi pare le associazioni della cooperazione hanno fatto un accenno, un riferimento a questo. Sto parlando delle cooperative le cooperative dei lavoratori delle aziende in crisi che si possono costituire. È un canale, una previsione che in altre regioni funziona e funziona bene. Nella nostra regione c'è stato un tentativo di una cooperativa di lavoratori che aveva preso i bandi previsti dalla 3/2015 del rilancio impresa, 90.000 euro che poi sono stati revocati. Quindi di fatto nessuna cooperativa nella nostra regione ha usufruito di quei soldi. Allora, piuttosto che lasciare come adesso il capitolo di bilancio a zero, o prendiamo diciamo, la decisione di azzerare anche quell'articolo e quindi di abrogarlo, oppure mettiamoci in mano e crediamoci, soprattutto in un momento come questo dove si parla tanto delle difficoltà, del fatto che ci potranno essere ovviamente anche delle chiusure legate alla pandemia, sicuramente licenziamenti, quello che potrà avvenire da qui a qualche mese, avere uno strumento che possa venire incontro alle esigenze dei lavoratori sicuramente può essere un qualcosa di importante. Dal punto di vista dello sviluppo sostenibile abbiamo già detto e sollevato le nostre perplessità su quello che era un argomento legato anche alle mancate priorità delle PMI che si insediano nelle APEA. Abbiamo preso quello come riferimento proprio per
cercare di non abbassare l'attenzione quando si parla di sviluppo sostenibile e poi magari andare verso un'altra direzione. Anche lì ho visto che sono stati presentati emendamenti da tutte le forze politiche, anche dalla Lega mi pare, su questo, per cui credo che anche aver sollevato quel problema sia stato importante e devo dire recepito. Come detto, per quanto riguarda i circuiti di compensazione parleremo ovviamente più avanti. Abbiamo apprezzato le parole dell'assessore Bini rispetto alla nostra proposta, che a detta sua potrebbe essere significativa per quanto riguarda gli interventi in favore delle nostre imprese, e quindi noi continuiamo a credere che questa proposta sia assolutamente importante, e visti anche gli ultimi interventi dal punto di vista legislativo a livello nazionale, sicuramente potremo arrivare a un'approvazione già all'interno di questa norma. Ci sono alcuni aspetti, e poi chiudo, Presidente, legati allo sviluppo sostenibile e all'economia circolare. Noi abbiamo parlato di comunità energetiche anche all'interno della discussione in Commissione. Lo torniamo a fare perché crediamo che sia importante fare in modo che non solo ci siano cittadini che credono e vogliono partecipare a questo tipo di iniziative, ma che lo facciano anche gli imprenditori. Circa un mese fa l'Unione Europea, con un'altra comunicazione, così come quella che aveva fatto col Green Deal, ha approvato il Patto Europeo per il Clima. Sono previsti anche i cosiddetti ambassador, gli ambasciatori, ovvero persone, e quindi nel nostro caso, nella discussione di oggi, anche imprenditori che potrebbero diventare ambasciatori anche del loro territorio e quindi portare avanti le buone pratiche e anche condividerle con altri colleghi. Io credo che questo possa essere un segnale importante, cercare di diffondere anche questo tipo di cultura e di azioni verso un'impresa effettivamente circolare e sostenibile, e quindi abbiamo presentato un emendamento proprio per fare, per prendere anche questo impegno non solo dal punto di vista della Giunta, ma anche di tutto il Consiglio regionale e della Regione, perché di annunci si può vivere, ma poi bisogna entrare nei fatti concreti. Ovviamente questo può essere anche un'occasione importante per dimostrare che effettivamente crediamo tutti quanti in uno sviluppo sostenibile e nell'economia circolare. Grazie Presidente.